La notte gelata sotto zero non gli ha lasciato scampo. Quando alcuni automobilisti stamane alle 8 hanno visto quel corpo disteso sotto il cavalcavia, hanno subito chiamato i soccorsi, ma non è servito. Stavolta il giaciglio di tante notti all'aperto nella sua vita da clochard è stato anche la sua tomba. Aveva 58 anni l'uomo cui è toccato inaugurare la drammatica lista dei senza tetto uccisi dal freddo in Veneto. Era nato in Germania, ma era italiano. In molti lo conoscevano a Musile di Piave, dove stava da sempre. E da molto tempo dormiva sotto il cavalcavia di via Castaldia a Caposile, frazione della cittadina veneziana. Coperte di fortuna per ripararsi dalle intemperie e dal freddo, ma il brusco abbassamento delle temperature la notte scorsa è stato troppo repentino. I sanitari del SUEM, giunti poco prima dei carabinieri, hanno potuto soltanto constatare il decesso del clochard stroncato dal freddo. Prima ondata in tutta la provincia a causa dell'arrivo della perturbazione Attila direttamente dalla Russia. Nel veneziano la temperatura in media è stata più alta rispetto alle altre province, ma se nella zona meridionale ci si è attestati sui 2 gradi, le cifre si sono abbassate verso la costa e soprattutto nelle zone ai confini con Treviso e Padova. A Favaro si è arrivati anche a meno 5 gradi. Secondo gli esperti siamo in Veneto a 7 gradi sotto la media del periodo e le prossime ore porteranno a una nuova notte di gelo, con alto rischio per chi non ha un posto dove dormire. Un dramma contro il quale le numerose associazioni di volontariato della provincia di Venezia cercano da tempo di lottare. A Mestre le cooperative sociali come la Caracol sono già in azione. Noi abbiamo chiaramente già iniziato perché coperte ne diamo via tantissime a tutti coloro che non riusciamo a portare in centro di accoglienza e cerchiamo di rifornirli di una più coperte. E poi il centro di accoglienza rivolto per ospitare 24 senza tetto e gli operatori che in centro storico in terraferma contattano ogni anno almeno 500 persone. I problemi rimangono legati alle risorse ma anche agli spazi e al numero di bisognosi sempre più in aumento a causa della crisi. Se prima erano senza dimora, senza fissa dimora, e già da un paio d'anni possiamo parlare di persone che vivono in strada, perciò tutte quelle persone che sono uscite dal circuito lavorativo per la crisi e per tutti questi motivi